Culang Gnuv, te stagione che i re vanno a combatti, Davide al mandà Joab e con lui i 6 soldati seduti Israele, a frussare in Ammoniz e a cercare in Rabe. David però agli era a Gerusalemme. Al capità che torsere, David stava camminando su e giù per terrazze dal palazzo, dopo di vestata fa un piso. Stan sulla terrazza, allumà una femmina che si stava bagnando. E era una femmina biele senza fin. David al facecciò l'informazione in merito di queste femmine e risponderi. Poi è Betsabè, figlia di Eliam e femmina di Uria Litit. Allora David al mandai 6 mesi a clamare, che è vigni chi di lui, e lui al dormì con ie, che si era giusto smondeate de sorobis. Da spo, ie tornace a Sesò. La femmina ciappa su e mandà a dire a David, o so in stas. Allora David al mandà un mese a Joab, mandimi chi Uria Litit, e Joab gli mandà a David Uria. Appena che Uria al fuori va denandi lui, David domandà se mucca stava Joab e i soldati e se mucca leve la guerra. Poi dopo David disse a Uria, vai io ciasetò e laviti i pis. Uria agli essi dal palazzo, accompagnato di un regalo di tavole dal re. Uria però al dormì sulla porta del palazzo, insieme con tutti gli uaitis dal soparon e non le gran ciasesò. I contarin a David. Uria non la sta ciasesò. David gli domandò a Uria, non rivisto di un viaggio? Per sé non se tu la ciasetò. Uria rispondeva a David, l'arce, Israele e Giude, a son los aste lobis. Il mio paron Joab e i fameis dal mio paron, a son campas a slaspa campagne, e io vares di lanciase a mangiare a bevi e a dormire con le mie femmine? Ver come che il Signore alle viv, e che anche tu vivis, io non fasarai per mai une par dal genere. Allora David disse a Uria, resta chi in voi, e domani la sarai libera. E così Uria arrestò a Gerusalemme ancimò che di. Tal'indomani David lo invitò a mangiare e a bevi presenza di lui e lo incioccò. Sore sere Uria agli essi e si distirà su sostramaz insieme con gli uaitis dal soparon, ma però non le ciasesò. La di dopo David scrive una lettera a Joab e gli mandà miec di Uria. Su queste lettere al diseve, mettete Uria là che il massalissi alle più accaniti, e dopo cessai per daur di lui, di modo che lo colpissin e calmueri. Joab, che bloccava la città, al mette Uria giusto tal puesto che sapeva che erano i miei soldati. Gli uomini della città appetare in fur e attaccare in Joab. Tale esercito, infre dei uaitis di David, arrestò partiere più di un, e tacche volte al morì anche Uria Litit. Joab gli mandò a David una relazione di semut che era là della battaglia. Idee che stordin al mes. Quando tu varràs finire di contare al re pon per pon tutte la battaglia, se il re si scialde ti dis, per se las cusidonge de citata combatti, non sapevi so che tra in Iuance de Muris, cui hai almassato Abimelech, figlio di Erubbal, non è stata una femmine che gli ha molati une muele stan sui Muris e alle restat secca tebes? Per se seso là stan donge de Muris, tu disaràs, alle muarta anche il tuo famei Uria Litit. Il messe al partì, e gli entrat, gli contà a David duce che aveva ordenato di Joab. David si ciappà con Joab, e disse al messe, ma per se mo seso là s'attacca così donge de Muris de città? Non sapevi so che ostrai io de Muris? Cui hai al copato Abimelech, figlio di Erubbal? Non hai una femmine buttati io de Muris su ne muele che lo ha lasciato secca tebes? Per se seso là così donge de Muris? Il mes gli rispondeva a David, il fatto è che queste int non stava in battin, e ieri in saltasfur quinter di no in plene campagne. No, io vi in fa scorie fin tremai alle entrate da parte. Ma gli arciers, stan sui muris, uran tratta agli stos uaitis, e un pocis di uaitis dal re e han lasciato la vita. Anche il tofamei Uria Litit alle muerte. Allora David disse al mes, tu disaras così a Joab, non sta fatti trist sang per queste questioni,
che la spada è glod mocamola, dai sot più che tu puoi alla città e sdrumile, così tu gli darai un spel di coraggio. Quando la femmina di Urie e venia a sapere che il som, Urie, agli era morto, e fase corot pal som. Spirato il team dal corot, David le mandò a clamare e le menò in casa e gli diventò la sua femmina. I parturì un canai, ma però c'è che aveva fatto David e displasè al Signore.